dell'azienda La Spaziale. Rappresentata dal signor Timpano, eccolo qua che sale sul palco. In 2 minuti l'azienda. 2 minuti Pronti? e mezzo. 3 minuti anche. Mi presento Francesco Timpano, rappresentante per tutta l'Italia della Spaziale, Macchine per Caffè. Ringrazio gli organizzatori dell'opportunità che ci date oggi di presentare i nostri prodotti. Un grazie grandissimo a chi tutti i giorni utilizza Macchine per Caffè. Volevo far presente, e questo ce lo si dimentica sempre, che il 97% della produzione di macchine da caffè professionali è italiana, per cui un grosso applauso a chi ci rappresenterà per il campionato del cappuccino, a Chiara Bergonzi, la campionessa italiana, di portare alto il nome dell'Italia, che certe volte anche nel mondo della pizzeria viene un po' declassato. Nei nostri prodotti, insomma, cerchiamo di valorizzarli. E un grazie grosso ai torrefattori che ci danno l'opportunità di continuare a essere il 97% dei produttori italiani nel mondo. 97%, sicuramente un bellissimo risultato. Noi siamo fieri e orgogliosi di aver raggiunto questa percentuale, la ringraziamo e ancora una volta un applauso allora per La Spaziale. Incominceremo con, non subito con i disegni, ma vi andrò a spiegare in 3 parole come è possibile realizzare alcuni disegni di latte art. Intanto, che cos'è latte art? In parole povere sono delle decorazioni sui cappuccini, per non entrare in un bar e vedere il solito classico cappuccino, che sicuramente, se fatto con la montatura corretta e fatto bene, è sicuramente un buon bere, però perché non andare ad aggiungergli qualche disegno carino, come un cuore, una foglia, che sono i disegni principali che noi andiamo a vedere quando si fanno i corsi di formazione all'inizio con i ragazzi, e perché no qualche disegno carino per qualche bambino, come qualche coniglietto, qualche orsacchiotto, qualche disegno divertente. Allora, cosa ci vuole per eseguire latte art? Poche cose: latte, caffè, una macchina del caffè come noi abbiamo oggi della Spaziale e delle lattiere. Allora, il latte si può montare in qualsiasi genere di contenitore, però per fare latte art è preferibile, anzi è una regola, utilizzare delle lattiere con un beccuccio. Io adesso vi sto facendo vedere una classica lattiera per poter fare latte art, ma esistono di tanti svariati tipi, lattiere con questi beccucci, lattiere con altri beccucci, quindi quello è a vostra discrezione andare a utilizzare una lattiera. Un altro consiglio che vi posso dare è di non utilizzare mai in un bar una lattiera unica, perché andremo a capire che è molto importante avere la nostra tessitura del latte, andare a utilizzare tante lattiere per poter andare a cercare la nostra crema, come noi riusciamo ad andare a disegnare. Quindi sicuramente almeno 2 o 3 lattiere di varie dimensioni, di varie misure, dobbiamo sicuramente averle. Allora, per iniziare, dopo che abbiamo controllato la nostra macinatura, andiamo a macinare un po' di caffè fresco, perché sappiamo benissimo che il caffè va macinato sempre ed esclusivamente fresco. Prendiamo il latte e andiamo a mettere in un qualsiasi contenitore, preferibilmente possiamo andare a montare una lattiera da 0,75, lo andiamo a riempire per la sua metà, ok? Poi con il tempo riusciremo magari anche a andare a dosare il latte che a noi serve, va bene? Però il consiglio preferibilmente è sempre di andare a riempire la nostra lattiera a metà, come stiamo facendo. Allora, per i tipi di latte, noi oggi stiamo andando a utilizzare un latte fresco, pastorizzato e biologico di una fattoria che ci ha sponsorizzato, però diciamo che allora è consigliabile il latte fresco intero, però non è che è obbligatorio montare solo ed esclusivamente questo latte. Sapete che oggi ci sono tantissime persone che hanno anche delle intolleranze, quindi possiamo utilizzare latte di soia, che ultimamente nei bar è molto richiesto. Andiamo a riempire la nostra lattiera a metà e andiamo a montare il latte. Allora, il principio qual è? È che nella nostra lattiera il nostro beccuccio entri
a pelo del latte. Ok, facciamo conto che questa sia la superficie del latte, il nostro bicus lo dobbiamo andare a posizionare a pelo del latte in modo tale che entri aria, perché i fattori per cui il latte può montare sono l'aria e la temperatura. Non ci sono altri fattori, sicuramente le proteine del latte contano, però i due fattori importantissimi sono l'aria e la temperatura. Andiamo a introdurre appunto quindi la lancia a pelo del latte, diamo aria all'inizio una volta sola in tal modo che il latte possa crescere di volume e poi andiamo semplicemente solo a sentire, perché questo è il nostro termometro, quando il latte può andare bene come temperatura, logicamente per l'esigenza del nostro cliente, perché il bravo barista, a mio avviso, non è una regola fissa di temperature, è quello che ci chiede il nostro cliente. Quindi se il nostro cliente ci chiede un cappuccino più caldo, un cappuccino più tiepido, un cappuccino con molta schiuma, un cappuccino con poca crema, andiamo a utilizzare un termine più idoneo, dobbiamo essere noi bravi barista e riuscire a dargli quello che vogliamo. Allora, tendenzialmente, questa è una cosa che voglio dire, il latte art deve avere una montatura del latte un filino più scivolosa, non con troppa crema, però sicuramente ci sono dei cappuccini, come dei disegni dei cappuccini come un cuore, una mela, che hanno una buona consistenza addirittura di crema. Ok? Proviamo a montare il latte e vediamo cosa succede. Allora, sicuramente la prima cosa da fare è spurgare la nostra lancia a vapore, la prima cosa da fare. Questo strumento qua dobbiamo averlo alla mano, spugnetta, lavasciuga blu abbiamo, però vabbè. Quindi andiamo a spurgare la nostra lancia a vapore, andiamo a introdurre la lancia a pelo del latte, apriamo il vapore come vedete, gli stiamo dando aria e adesso basta, io questo rumore qua non lo devo più sentire. Mi posiziono sul fianco della lattiera per far sì che il latte mi giri a vortice, con la mano ho sentito che la temperatura poteva essere idonea, vado a pulire assolutissimamente la lancia, come il mio collega Andrea diceva prima, che è fondamentale. Andiamo a dividere, perché no, e adesso poi vi spiego il motivo, una parte di latte appena montato in una lattiera un filino più piccola e lo possiamo lasciare riposare. Teniamo conto che noi possiamo fare, per velocizzare i tempi quando iniziamo a essere un filino bravini, immediatamente gli espressi dei nostri cappuccini e nel frattempo montare il latte. Come primo step montiamo il latte, lo lasciamo riposare in modo tale che si separi e poi lo andiamo a amalgamare noi in un secondo tempo e adesso andiamo a fare i nostri espressi. Allora, flussiamo sempre il nostro gruppo, sempre, è una regola. Puliamo possibilmente il nostro filtro e andiamo a tirare giù 2 dosi di caffè macinato fresco. Puliamo il filtro delle nostre alette e andiamo a inserire. Tanto il nostro latte è qui che si sta riposando. Sappiamo bene che un'estrazione, da quanto va? I baristi qua, un'estrazione di un buon espresso da quanto va? Dai 20 ai 30 secondi, dipende da che cosa stiamo utilizzando. Benissimo. Andiamo a rompere un filino la crema del nostro caffè e andiamo a roteare la lattiera in senso orario o antiorario per andare ad emulsionare il latte in modo tale che diventi con questa cremosità. Andiamo in tazza e proviamo a disegnare una fogliolina e un tulipanino al suo fianco. Ok? Brava Chiara, brava, applauso meritato.
Proviamo a utilizzare la lattiera grande, vediamo cosa salta fuori per il secondo cappuccino. Chiara, mentre volevo chiederti, sono delle tazze particolari queste? Adesso vi spiego subito. E andiamo a realizzare un simpaticissimo disegno per qualche bambino. Allora, sto utilizzando un pennino. Ci sono due tecniche di latte art. La prima che ho utilizzato per fare foglie tulipano è una tecnica in free pouring, quindi vuol dire solo ed esclusivamente con l'utilizzo della lattiera, senza usare altri strumenti. La seconda tecnica ho utilizzato per avere una base di questo disegno qua, solo l'utilizzo della lattiera, e poi vado a finire di decorarlo con un pennino. E questa tecnica qua si chiama etching, ok? Quindi andiamo a vedere di realizzare un disegnino. C'è qualche bimbo qua che vuole bere un cappuccino? Perché il caffè non fa assolutissimamente male ai bambini. Secondo me possiamo far indovinare, scusa Gaetano, se Che mi cosa intermetto, si sta... possiamo far indovinare di cosa si tratta. Chi indovina vince un pulibar sterile da Andrea. Chi indovina farà un cappuccino con Chiara poi. Sì, assolutamente. Anzi, facciamo una cosa carina. Andrea ride adesso. Gaetano, se sei d'accordo, io poi, una volta che Chiara ha fatto diverse dimostrazioni di latte art, io dal pubblico selezionerei appunto dei baristi e su richiesta voglio un cuore, una foglia, un tulipano, non so, un cuore nel cuore. Sei d'accordo? Lo facciamo dopo. Certo. Do io l'ok perché dobbiamo fare anche una comunicazione di servizio per quanto riguarda l'evento che si sta tenendo dall'altra parte. Eccoci qua. È un simpatico, lo vedete? Un simpatico coniglietto con gli occhiali da sole, visto che siamo al mare e c'è sempre il sole fino a tardi. Chi è che vuole venire qualche barista dal pubblico a realizzare qualche disegno? Dai, qualche barista, l'abbiamo detto stamattina, dai. Facciamo qualche fogliolina, vai. Sì, adesso poi Roberto lo prendiamo. Sì, dai, 2 alla volta, andiamo, via. Benissimo, allora, avete assistito alla spiegazione di prima? Più o meno. Metà latte nella lattiera, vai. Facciamo così, adesso io ti aiuto a montare il latte un attimino la prima volta. E poi facciamo qualche disegnino. E metà? 2 dita. Vai ancora. Vai ancora, questa è la quantità di latte necessaria, va bene? Vado a montartelo io che se è la prima volta rischiamo, venite a vedere però, introduco la lancia, apro il vapore tutto e do tanta aria. Il latte sta girando a vortice. No, ognuno può tenere la lattiera e la lancia come meglio crede. Ci sono poi sicuramente dei sistemi per facilitare l'operazione che però è necessario andare a vedere nei corsi di formazione, perché non è che in 2 minuti si riesca a imparare. Mettete sotto 2 espressi, sgancia il gruppo, flussiamo sempre il gruppo erogatore perché rimangono nella doccetta dei residui di caffè macinato precedentemente. Schiaccia, fai partire e 2 tazze perché il nostro gruppo è da 2. No, non è importante. Le tazze, ragazzi, noi possiamo andare a realizzare, controllami intanto l'estrazione quando può andare bene, possiamo andare a utilizzare tutte le tazze che vogliamo, sicuramente con delle tazze
con un'ampiezza, un filino, un diametro, un filino più larghe, diciamo che è un filino più semplice andare a realizzare più figure all'interno della tazza, soprattutto all'inizio. Qua siamo a una estrazione, diciamo, abbondante. Vai, prendi mano alla lattiera, prendi mano alla tazza, sei mancino. Allora, girati verso di me, girati verso di me. Ok. Allora, sicuramente il cliente verrà in questo modo qua, quindi noi, o sei mancino dall'altro lato, però sicuramente dovremo andare a tenere la tazza in maniera tale che la figura riesca a venire davanti al nostro cliente, perché altrimenti ne andiamo a dare un disegno che non è bellissimo. Allora, vai a roteare in senso orario, non sbattere, roteare in senso, t'aiuto, in senso orario, antiorario. Mi tieni adesso il polso molle, però tieni in mano la lattiera perché altrimenti cade tutto. Quindi tieni il polso molle, tieni il polso molle, andiamo a bucare la crema di latte, ci appoggiamo in tazza, veniamo indietro, no, fermo, aiuto, ti alzi e chiudi, e di fianco possiamo andare a realizzare un cuoricino. Bravissimo. Fagli vedere il disegno che hai fatto, il tuo primo disegno di latte art. Bravissimo. Vai, andiamo a provare con te. Quindi dividiamo ancora il latte in una lattiera un filo più piccola. Prego, prendi in mano pure la tazza. Anche, ah no, tu sei destra. Girati verso di me, che ci facciamo vedere. Fai già qualcosa di latte art? Dai, via. Un cuore, bellissimo, bravo, bravissimo, bravissimo. Complimenti, bravissimo. Qualche altro ragazzo? Roberto? Dai. Roberto che viene da Reggio Calabria, è venuto appositamente. Roberto non gli devo far vedere niente, perché Roberto già da solo è molto bravo. Dimmi Roberto se hai bisogno di qualcosa, di latte, sei a posto? Benissimo. Vi ricordo che esistono delle gare, delle competizioni di cui Andrea Antonelli, di cui stimo tantissimo, ha vinto per 4 anni di fila i campionati italiani di latte art, quindi il vero campione è lui in questo caso qua. Quest'anno li ho vinti io, ma perché Andrea non ha partecipato, altrimenti molto probabilmente li vinceva ancora lui. Stavo dicendo appunto che esistono delle competizioni che, oltre al divertimento di provare a fare una mini garetta, no? E quindi mettersi in gioco come barista, sono molto utili per riuscire ad avvicinarsi sempre di più e a imparare sempre di più e a conoscere dei professionisti in questo settore qua. Io mi sono avvicinata da pochissimo tempo, al contrario di Andrea che ormai è un veterano di queste gare. È un annetto e mezzo, un paio d'anni che frequento questo circuito qua, questa associazione qua che si chiama ACIB. Infatti con Gaetano molto probabilmente, chi lo sa, il prossimo anno possiamo organizzare una tappa di campionato qua, perché no? Perché anzi siete... Volete il campionato italiano a Siracusa come tappa? Sì, dai. Aspetta che intanto Roberto... Sì. Com'è il latte, Roby? Medio? Io lo propongo, Gaetano, per l'anno prossimo un campionato italiano, una semifinale del campionato Roberto è italiano molto bravo, a Siracusa. Volentieri. Vediamo se riusciamo a Vai, non preoccuparti. Attenzione. Voilà.
Vai Roberto, un tulip a 4. Wow! Complimenti, bravo Roberto. Bravo. Tenete conto che io ho visto i lavori di Roberto, sono stupendi e gioca anche tanto il fatto che una macchina nuova, un latte nuovo. È vero che quando uno è bravo, però cercate anche di capire che quando non sei a casa tua, a tuo agio, con una macchina diversa, con un latte diverso, del caffè diverso, non è semplice per nessuno. Bravissimo. Dai, andiamo a montare il latte. E questo ormai è stato lì un filino troppo tempo. Allora, metà. Non l'hai mai fatto? Hai mai montato il latte? Ah, ok. Va bene. Ti aiuto che montiamo il latte, che così abbiamo una textura, diciamo, discreta. Appena poi io scelto tu interrompi, come si chiama? Vedi che io la tengo su un fianco? Intanto qualche altro barista che vuole venire? Però ti dico, non è obbligatorio, perché ti dico, quando facciamo a volte, dai, metti su 2 espressi, a volte i corsi noi teniamo. No, ma vai a rifare, non ti preoccupare. La modella è proprio alla fine. Facciamo per Vai, è pronta la tazza? Vai. Hai già fatto qualcosa di latte art o no? Vai. Allora, prendi in mano la tazza. Non bravissimo. Ruota il latte. Allora, i primi disegni che si vanno a imparare sono la foglia e il cuore, però la foglia per quanto mi riguarda è un filino più facile, ok? Gira la foglia, gira sempre, non sbattere mai il latte, lo giri. Buchi la crema del latte e non disegni niente. Quando decidi di appoggiarti, vieni indietro, ti alzi e la chiudi. Bravissimo. Allora, intanto che cos'è la parola latte art? La parola latte art molto semplicemente possiamo andare a definirla come un cappuccino bello, un cappuccino decorato, con diversi disegni, da un semplice cuore, una semplice foglia, tanti altri disegni un filino più sfiziosi, un filino più carini. Le cose necessarie per poter fare latte art, come abbiamo detto prima, logicamente la macchina pulita da Andrea. Del latte, stamattina non mi sono soffermata sul particolare latte. Il latte sicuramente deve essere sempre freddo, almeno sotto i 4 gradi centigradi o comunque i 4 gradi centigradi che noi abbiamo nei frigoriferi dei nostri bar, dove teniamo tutte le altre bibite che possono essere i succhi, aperitivi, analcolici, qualsiasi genere di cosa. È molto importante avere il latte freddo, e questo poi ve lo spiego, che è un'altra cosa che stamattina non ho spiegato bene, per l'utilizzo più che altro di uno o più lattiere. Quindi latte freddo, caffè, che andiamo a introdurre nella nostra campana. Se poi ce ne sarà un altro pacchetto, se lo tiriamo giù. Intanto andiamo a tirare via del caffè macinato. Come ben saprete, alla sera non dobbiamo mai, adesso io ho tirato via del caffè macinato, che c'era ancora del puli grind di Pulicaf che ha pulito prima le macine Andrea, ma io mi chiedo quanti baristi arrivano la sera
con del macinato nel nostro dosatore? È una domanda che faccio proprio a voi baristi. Nessuno? Io guarda, mi capita tantissime volte, anzi spesse volte, di entrare in un bar, o peggio ancora, se arrivo in un bar la mattina alle 6, alle 6 e mezza del mattino, e trovarmi il dosatore pieno, ma non di caffè macinato fresco della mattina, ma di caffè ancora della sera precedente. Cosa andremo a bere? Andremo a bere del prodotto imbevibile, perché è come se voi andaste, come aveva spiegato prima Andrea, andaste dal salumiere, gli chiedeste un etto di crudo e invece di affettarvelo al momento ve lo tira fuori della sera prima. Fareste un casino incredibile, oppure anzi uscireste addirittura. Invece al bar tirano giù una dose di caffè, qualcuno si lamenta, qualcuno dice qualcosa se c'è del caffè macinato precedentemente. Non ho mai sentito un cliente lamentarsi, a meno che non sia un cultore dell'espresso o comunque del buon bere. Andiamo a macinare quindi del caffè nuovo. Ok, intanto che sta macinando andiamo avanti. Quindi fondamentale il latte fresco sotto i 4 gradi centigradi, possibilmente latte fresco intero, però si può montare latte parzialmente scremato, si può montare latte di soia, ok? Latte a lunga conservazione, non è un problema il latte che stiamo usando. Sicuramente un latte con un giusto apporto di proteine facilita la montatura del latte, perché noi dobbiamo sapere che i due fattori principali sono l'aria, per cui fanno montare il latte, e la temperatura, e sicuramente un buon apporto di proteine nel latte che stiamo utilizzando. Allora, perché appunto vi spiegavo di usare più contenitori o comunque più lattiere? Allora, anche qui capita spesso di entrare nei bar, negli esercizi, e di trovare la bottiglia del latte fuori e una lattiera vicino e la lancia sporca. Di solito questo è il connubio che noi troviamo. Allora, possibilmente la bottiglia di latte, come abbiamo fatto prima, adesso si è sciolto, tenere le bottiglie del latte nel ghiaccio, ok? Che è anche un bel vedere, non è che dobbiamo tenerci solo le bottiglie di spumante nel ghiaccio, ok? Ma anche le bottiglie di latte, è un bel vedere, una bella mise in place la mattina. O altrimenti comunque tenerle sempre in frigor, perché appena il latte prende calore andiamo a aumentare la sua temperatura. Quindi perché più di una lattiera? Chi è che mi risponde a questa domanda qua? Per un fattore di temperatura che abbiamo spiegato prima. Facciamo l'ipotesi che c'entra un cliente e ci chieda 2 cappuccini, ok? Io vado a montare una lattiera da 0,75 correttamente, va bene? Però con una lattiera da 0,75 non vado a completare, a finire, ad esaurire completamente il latte. Me ne avanzeranno 2 dita, ok? Quindi cosa risulta? Dimmi. Usi quella da 50 e tu con la lattiera da 50 sei bravissimo a dividermi la crema per 2 cappuccini con la stessa quantità di crema. Non ce la faccio neanche io, non ce la faccio. Adesso poi stamattina infatti abbiamo fatto le cose un filino di corsa, vi spiego anche l'importanza dell'utilizzo delle lattiere, ok? Comunque andiamo avanti con un attimo quello che stavamo dicendo prima. Mi avanza del latte tiepido e quindi caldo, ok? Cosa andiamo a fare? Quando arrivano altri clienti e mi chiedono un altro cappuccino, un latte macchiato, un caffè macchiato. Cosa fate voi? Quindi qua abbiamo l'avanzo del latte cappuccino che ho dato, uno a Roberto e uno a Stefano. Cosa facciamo? Allora, tanti baristi, no, io lo dico perché sembrano cose semplici, ma invece sono le cose che vanno a rovinare il lavoro quotidiano. Un barista cosa fa? Qua abbiamo il latte caldo, prende la bottiglia di latte freddo e lo va ad aggiungere, ok? Tanto è il latte che abbiamo montato un secondo prima, lo va ad aggiungere al latte caldo. No. Ogni montatura che andiamo a fare dobbiamo andare a utilizzare latte freddo. Col latte che è avanzato non lo andiamo a buttare via, va bene? Dobbiamo rivuotarlo in un altro contenitore o dove meglio preferite, in una bottiglia a parte, in un contenitore a parte, e andiamo immediatamente ad abbattergli la temperatura. Quindi se questo latte qua
Dopo che abbiamo fatto il cappuccino, la lattiera avrà una temperatura di 50 gradi, ok? Lo andiamo a abbattere immediatamente o nel ghiaccio o nel frigo. Dopo 2 ore è latte che noi possiamo assolutissimamente rimontare, ok? Perché non ha perso nessuna caratteristica. Però cosa da non fare è mischiare, tanto per parlare terra a terra, latte caldo o latte tiepido con latte freddo. Quindi ad ogni montatura, ad ogni richiesta del nostro cliente, io faccio 2 cappuccini a Renato e a Stefano, faccio altri cappuccini, ma sempre con latte freddo nuovo, ok? Ci siamo? Allora, perché l'importanza? Quindi l'importanza di più lattiere è proprio per questo motivo qua, perché se non una sola è sempre una problematica. E poi proprio per il ragionamento che stavamo facendo prima, se io mi arrivano due clienti, mi chiedono 2 cappuccini e io vado a montare una lattiera da 0,50, ok? Sicuramente, a parte che 2 cappuccini con la lattiera da 0,50 dipende anche che tazza ho, sicuramente se ho una capienza di tazza abbastanza ridotta posso anche riuscire a fare 2 cappuccini con la lattiera da 0,50. Il problema è che non avrò sicuramente la stessa crema in un cappuccino e in un altro, vabbè, a meno che andiamo a metterlo un po', però qua stiamo già parlando di fare un cappuccino un filino stiamo parlando di quelli bravi, dai. No, non stiamo parlando di quelli bravi. Quindi in un passaggio, in uno step successivo, quando sappiamo montare il latte, un'altra tecnica di lavoro che si usa in latte art, ma non solo per fare latte art, un bravo barista, è buona osservazione, iniziare a dividere il latte, quindi a separare il latte appena montato anche in una lattiera più piccola o addirittura in 2 lattiere, il latte appena montato. Così andrò a fare un cappuccino, l'altro cappuccino e avranno tutti e 2 la stessa identica crema. Però questo qua magari è uno step che andiamo a fare un filino più avanti, ok? La cosa principale, a parte la latte art, che adesso la vedremo, è parliamo di cappuccino logicamente, saper montare il latte correttamente. L'ultima cosa, poi andiamo a vedere i nostri disegni, l'uso della lattiera. Allora, noi il latte possiamo montarlo in un qualsiasi contenitore, ok? Quindi se tu, tanto per intendersi, la classica lattiera stondata che si vedeva magari qualche anno fa o comunque si vede ancora adesso per fare la cioccolata, usiamo la lattiera con la cioccolata con il classico coperchio, o le classiche teiere ancora che si usavano nelle osterie, ok? Non sono indicate per fare latte art, ok? La cosa indicata per fare latte art è il beccuccio, perché noi dobbiamo pensare che la punta, ok, del nostro beccuccio della lattiera è come se fosse una matita, cioè come se andiamo a disegnare, senza punta viene giù, ok? Una parte eccessiva di latte, quindi per non andare a disegnare. Di lattiere in commercio ce ne sono tantissime, poi ognuno usa la lattiera che preferisce, che ha più manualità, ci sono dei beccucci differenti, delle misure differenti e quindi ok. Allora, consiglio che vi do, prendiamo il latte e andiamo a riempire la nostra lattiera, in questo caso andiamo a montare una lattiera da 0,75 per la sua metà, ok? Quindi in questo caso con questa lattiera qua circa l'estremità, ok? Si vede? Chiara, che disegno ci preparerai adesso? Non lo so, adesso te lo dico, appena prima di farlo. Ok, prima di farlo però, Prima. Così prima. domani i nostri clienti qua presenti andranno al bar e chiederanno un cappuccino con... e poi vedremo cosa gli sarà recapitato. Forza. Allora, introduciamo la lancia circa a pelo, allora il nostro latte è qua, circa a pelo del latte, appena sotto, e introduciamo aria, ok? Quindi la prima cosa che noi dobbiamo vedere e sentire è aria, confusione all'interno della nostra lattiera, per far girare il latte a vortice. Quindi possibilmente introdurla su un fianco, poi comunque adesso il camera mi farà vedere, ok? E introdurre aria. Una volta che abbiamo introdotto aria per la prima volta, con la nostra mano sinistra o destra, quella che sia, che funge da termometro, ok? Andremo a sentire la temperatura del latte. Ripeto, non è una regola avere una temperatura del cappuccino, non c'è una regola della temperatura del cappuccino, può variare dai
50, 55, 60 gradi, 62, 63, quello che vogliamo, il range è quello lì, però comunque sta a quello che ci chiede il cliente, va bene? Essere noi a farlo più tiepido o farlo più caldo. Ok, spurghiamo la lancia, e quindi le prime goccioline che saranno lì andranno via. Introduciamo la lancia e apriamo tutto il vapore, diamo aria. Gaetano, io non ho sentito che disegno farà Chiara. Io scommetto sarà un coniglietto. Io voglio come primo cappuccino un tulipano a 5 petali, 5. Andiamo a fare con questo latte, te lo faccio il tulipano a 5, te lo faccio. Vado a dividerlo, ok? Se non mettiamo sotto il caffè non facciamo nessun disegno. Guarda, andremo a fare un tulipano a 3 elementi che poi però lo trasformeremo in un fiorellino simpatico. E poi sì, dai, andremo a fare un coniglietto. Dopo andremo a fare un orsetto, un tulipano a 5. Dimmi, dimmi. Quindi Chiara mi stai dicendo che per ogni tipologia di per ogni disegno c'è una tipologia di montatura? Sì, ti sto dicendo che se vogliamo andare a fare un tulipano a 5 lo possiamo fare, però per ogni tipologia di disegno, Andrea, e tu lo sai benissimo, c'è una montatura. Ma io lo chiedo per i baristi che sono qua presenti. Allora, sicuramente adesso, dopo questo, andiamo a vedere i disegni più classici che si fanno all'inizio, come il cuore e la foglia. Anche lì c'è un tipo di montatura differente. Per un cuore andremo a fare una montatura di latte con un filino più di crema, per una foglia invece una montatura di latte con un po' meno crema. Lo andiamo in questo caso, aspetta che prendo una spugnetta, a decorare con un pennino, e quindi stiamo parlando di una tecnica etching, perché ci sono due tecniche, che una è in free pouring e quindi solo col movimento della lattiera, e invece un'altra tecnica dove andiamo a utilizzare magari l'uso di un pennino. Ma voi ve lo immaginate un cappuccino così domani in caffetteria? Ok? Quindi questo può essere... Brava! Uno. Ho il filo che dà fastidio. No, non c'è problema. E adesso andremo a realizzare, sì, ho il microfono su abbastanza, ma come dicevamo prima, che non vedo quella luce, un coniglietto, questa è la base del coniglietto, ok? E anche qui andiamo a utilizzare sempre un pennino. È un po' lungo il coniglietto.
Eccolo qua. Precisione millimetrica, Prego. Andiamo a fare degli altri bravo, applauso meritatissimo. Andiamo a fare degli altri disegni. Un fiore, una rosetta, una foglia, Sì. un cuore. Forza. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. Un cuoricino, dentro un altro cuoricino. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. È una fogliolina. Ok. Quindi qua abbiamo fatto una rosetta con un cuoricino che stiamo vedendo Sì. e un cuore nel cuore, o un tulipano a due elementi, Sì. o un tulipa a due, secondo me è un tulipa a due quello lì, Sì. poi non lo so. Altri disegni? Ah, io voglio vedere, allora, io vorrei vedere un Vai. tulipano a 8 elementi nella tazza da cappuccino e poi se ci stupisci per Siracusa questo e altro, Vai. 2 espressi macchiati se possibile, come vuoi tu, Va bene. Ci sto. perché l'espresso macchiato è molto più difficile del cappuccino decorato perché la tazza è molto più piccola, quindi la difficoltà aumenta. In queste gare che Chiara andrà a fare anche a Seul al campionato del mondo, uno dei parametri di giudizio è la difficoltà dell'esecuzione. Vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, Eccolo, una non si vede niente. tristeza. Lleva il santo Ragazzi, qua voglio un applauso perché quello che ha fatto è veramente, veramente difficile. Uno. Guardate che contrasto, che centratura del disegno. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Quando la tarde languidece, renace È la un leoncino nell'espresso. Un leone nella tazza da espresso, incredibile, Sa, andiamo a fare tulipani. incredibile, un leone, questo è un leone fatto bene. Giuseppe, tu che disegni fai? Buonasera a tutti, che disegni fai al tuo locale? Foglioline, cuori? Sì,
Capisco un pochettino. Tranquillo, non c'è nessuno. Non c'è nessuno che ti guarda. Qui ci sono delle lattiere, Sì. spero che sono quelle che userai anche tu, Sì. perché altrimenti poi uno non si No, trova no, va subito. bene. E Ok. adesso Chiara forse ti sta preparando gli espressi. Sì, sì. A te starà solo montare il latte. Ti lascio nelle mani di Chiara. Ok. Dai, allora, ok, lattiera pulita. Il latte, aspetta che te ne do dell'altro. Ok. Attenzione che spara molto quella lancia lì. A me la montatura piaceva. Ok. Che lattiera preferisci usare? Vuoi utilizzare direttamente quella? Ok. Vuoi un cucchiaino? Certo. Un cucchiaino ce l'abbiamo? Ce l'hanno. Bene, non Wow. ti Allora, preoccupare. qua l'emozione ha giocato Bellissimo. parecchio, però il Grazie. cuore c'è. Bravissimo. Come fai così? Ah, ok, ok. Per fare l'altro cucchiaino. Vai, vai, non ti preoccupare. Da domani, Giuseppe, nel tuo locale nessuno ti dirà più nulla. Vai, guarda cosa sta facendo. Potrai indovinare. Vai, fai tranquillo, non ti preoccupare. Un orsetto. Un orsetto. Bravissimo. Allora, io non sono abituato a far pubblicità, però domani mattina Bar Commercio Siracusa, tutti da Giuseppe. Bravissimo. Bravo Bravissimo. Giuseppe. Vediamo se questo capirete che cos'è. Wow. Chi è dei presenti che vuole fare una domanda a Chiara? Vai, fammela. Un attimo allora, arrivo. Là? Che zampetta? Del cane. Poi facciamo anche la zampetta del cane. Poi La la, zampetta. poi la facciamo, promesso. Come ti chiami? Valentina, poi facciamo la zampettina. Chi è che vuole fare una domanda a Chiara inerente il suo lavoro, quello che sta facendo? Che cos'è intanto questo qua? Andarci sopra in alto. Abbiamo una domanda. Cos'è quello? Il pesce che mangia il pesce piccolo? Sì. Chiara, Dimmi. perché fai questo lavoro? E intanto Chiara sta decorando, eh? Quindi qua il barista fa più cose in una volta sola. Eh? È il minimo che possa fare, ma guarda cosa sta mettendo in tazza però, eh? Vorrei farti presente. Perché faccio questo lavoro? Brava Chiara. Perché sono appassionata. È solo quello lì la cosa che... Chiede da cosa è nata questa passione, Vincenzo?
È nata che ho aperto il mio primo bar che avevo 18 anni e praticamente Cioè ieri. ho capito che non potevo fare... Scusami che finisco questo. Voilà. Non potevo fare... Non volevo fare le cose che facevano tutti gli altri. E allora pian pianino ho iniziato a fare, parliamo ormai di 10 anni fa, 9 anni fa, ho iniziato a fare come Andrea i corsi di formazione, ho provato a vedere il primo corso di formazione com'era e mi è piaciuto molto, ho iniziato a fare anche io lì il cuore, la foglia, adesso stiamo parlando logicamente di latte art e caffetteria, ma io mi riferisco nel mondo del bar è molto ampio, quindi anche corsi di miscelazione e perché no qualsiasi altro genere di cosa. La latte art era un qualcosa che piaceva a me personalmente e poi anche ai clienti, anche solo un cuoricino, una fogliolina, e da lì pian piano sono andata avanti. Sì, ho iniziato sempre a fare più corsi, da sola mi mettevo lì il pomeriggio a buttare via una decina di litri di latte e pian piano così via.